Entra nel vivo l'iter applicativo per il referendum in cui i veneti potranno esprimersi sull'autonomia della regione. È stato siglato un accordo con il Consiglio regionale per allestire ciò che serve per la consultazione anche in autonomia dal governo. Il presidente Luca Zaia giovedì però incontrerà a Roma il ministro dell'Interno Marco Minniti. Questo è un tassello del grande mosaico dell'autonomia. Ci piace ricordare che l'autonomia ha come fondamento il referendum, come una casa ha come fondamento il cemento, la calcestruzza, no? È fondamentale celebrare questa consultazione. Io spero che il nuovo corso inaugurato dal ministro Minniti ci porti quantomeno un dialogo che sia più costruttivo. Quindi spero vivamente che ci venga concessa l'Election Day per risparmiare 14 milioni di euro. E spero vivamente che ci sia una grande collaborazione con i portali, con i terminali e con tutto quello che è poi l'informatizzazione del processo che stiamo portando tutti i veneti a votare. Potrà fare campagna elettorale? La campagna elettorale la Regione la farà a favore del referendum, il che vuol dire i veneti saranno messi in condizione di sapere quale sarà la data e quale sarà il quesito. Poi ognuno deciderà se votare sì all'autonomia o no all'autonomia. La firma di oggi va in questo senso, cioè permettervi di agire in autonomia qualora non ci fossero risposte? La firma di oggi è una buona salvaguardia, definiamola così. È una buona assicurazione nel momento in cui avessimo dei problemi reali e questo accordo con il Consiglio regionale ci può permettere di affrontarli con più velocità. Ovvio è che comunque l'accordo di base serve. Spero vivamente che il Ministero degli Interni sia al nostro fianco. Nessuno deve metterci il cappello politico, ha ribadito il Presidente, che si augura anche che venga formato un comitato per il no. Non c'è il rischio che però questa gestione autonoma sia contestata dalla Corte Costituzionale? Assolutamente no, noi ci stiamo muovendo per applicare una legge del Consiglio regionale che già era stata impugnata e c'è stata invece appunto riconosciuta valida dalla Corte. Quindi noi ci stiamo muovendo all'interno di norme e di passaggi che hanno già avuto verifiche di carattere costituzionale senza alcun tipo di problema. Noi applichiamo una legge che ci consente, dopo 150 anni, di chiedere ai veneti cosa vogliono fare del proprio futuro. Ci possono essere degli ostacoli da parte di Agcom, dato che comunque siete rappresentanti di un partito che è per il sì? Noi stiamo rappresentanti di un'istituzione che ci sta muovendo all'interno di norme, ripeto, che hanno avuto una validazione costituzionale. L'Agcom ha dato una risposta, secondo me, un copia e incolla, prendendo qualcosa che riguardava il referendum trivelle e mettendolo a fianco a questa cosa. Stiamo rispondendo, in particolare il Presidente Mazzi, il Corecom nostro sta interloquendo con l'Agcom per far capire che non è un referendum tipo quello appunto delle trivelle, è una cosa completamente diversa che mi auguro e spero venga compresa anche da Agcom, ma questo è un problema di carattere, diciamo, di possibilità di comunicare. Noi vogliamo poter comunicare ai veneti che c'è questo evento e che possono dire sì o no in base alla loro sensibilità, quindi non facciamo niente di così particolarmente, diciamo, rivoluzionario o altro, è una cosa per informare correttamente i veneti che c'è un evento che li vede coinvolti in maniera, mi auguro, importante.